La Graffi Studio Tavagnacco è partita questa mattina dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari, dove nel pomeriggio è giunta ad Alghero, in vista del match scudetto che si svolgerà domani a Sassari contro la Torres. In caso di vittoria ci sarà spareggio. Sentiamo le parole del presidente Vincenzo Picheo. Sì, andiamo a giocarci una partita, vediamo dopo, speriamo di far bene, andremo a giocare in umiltà, concentrati e poi consci che abbiamo già ottenuto un grande risultato che è la qualificazione Champions. Quello, adesso andiamo a giocarci un altro tempo. Grande entusiasmo, ma soprattutto dimostra ancora una volta che tutti questi anni di lavoro hanno detto qualcosa. Sì, è l'umiltà che ci ha premiato, la concentrazione che ci ha portato fino ad oggi, quindi io ritengo che non bisogna mai abbandonare questi presupposti perché altrimenti i risultati non vengono da soli. Ultimi dettagli sotto il punto di vista tecnico-tattico, come ci spiega il mister Marco Rossi. Gli ultimi li abbiamo fatti magari forse ieri sera nella rifinitura, quindi andiamo là coscienti di aver fatto fino adesso un ottimo cammino e proviamo a battere la Torres in casa sua. Comunque vada sarà Europa, questo è sicuro. Sì, questo l'abbiamo già conquistato sul campo a Pordenone, nel derby che abbiamo vinto a Pordenone, quindi quello è più che sicuro. Ci manca l'ultima parte che è la partita con la Torres, in cui dobbiamo cercare di portare a casa l'intera posta per poi portarli allo spareggio.